L'amore per la vita di Azzurra, il coraggio che ha avuto, il pensiero primo per Antonio, che è il nostro bambino. Sono le poche parole, ma capaci di dire tutto, che Francesco Favero ci affida. A poche ore dall'ultimo saluto alla sua Azzurra, la 33enne di Oderzo, morta il 13 aprile per un tumore al seno. Una storia, quella di Azzurra, che ha commosso un'intera comunità. Lei che scopre la malattia nel 2019, l'affronta e in un primo momento sembra averla sconfitta. La decisione di sposare Francesco, Monsignor Bazzichetto ricorda ancora quel giorno. È stata una gioia immensa anche per me il matrimonio, anche perché la malattia era comparsa prima, quindi c'era tutto il timore, una malattia che si era rivelata fin da subito molto aggressiva e quindi con tante paure. Ecco, il fatto che poi fosse riuscita a superare questo primo step e a coronare un sogno d'amore con Francesco è stata davvero una grande gioia anche per me. La seconda gioia arriva con Antonio, una gravidanza voluta e cercata, ma con la felicità torna ancora la malattia. Non mi pare ci sia stata mai proprio l'alternativa o Antonio o la vita della mamma, però fin da subito quando si trattava di iniziare una terapia, ricordo che proprio la preoccupazione di Azzurra era che non facesse danno al bambino, ecco, qualsiasi cosa che potesse essere utile ma non che recasse un possibile danno, altrimenti non avrebbe fatto nulla. Questo certamente è emerso fin da subito. Azzurra, laureata a Udine in scienze dell'economia, un lavoro in banca, aveva una fede profonda dalla quale traeva conforto. Un grande amore a Maria, questo sì che ha sempre sentito vicino a lei. L'addio nel Duomo di Oderzo con le offerte che saranno devolute al reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso, anche questo un segno, uno dei tanti seminati in 33 anni. Da una parte c'è un grande dolore, dall'altra è una grande testimonianza di amore che Azzurra come donna, come sposa e come mamma lascia. Un messaggio di primavera, ecco, di luce che dà speranza ai cuori, questo sì.